voi, ci troviamo a Imperia Porto Maurizio, anche oggi una piccola avventura, siamo partiti da Borgoprino, abbiamo fatto la passeggiata e siamo arrivati qui alla foce del torrente per farvi scoprire oggi questo piccolo angolo di Porto Maurizio ancora incontaminato, dove voi turisti potreste venire a passare qualche ora vicino a questa bellissima torre. Angelo, ci puoi raccontare l'epoca di cui risale la torre, come si chiama, dove si trova e che la torre so che faceva parte del vasto sistema difensivo di questa zona? Sì, si chiama Torre Prarola, quelli del posto la chiamano Torre Saracena. È stata costruita nel 1562, praticamente avvistava gli attacchi dei pirati, dei corsari, e segnalava all'oratorio di Porto Maurizio, qui si trova nella stessa direzione, e l'avvicinamento appunto di navi pirati. In queste acque era passato anche il pirata Barbarossa, ma è famosa sta torre perché da queste parti qui aveva attaccato la costa un pirata che si chiamava Dragut. Entrando in Porto Maurizio e saccheggiando tutti quanti i paesi che si trovano in questa zona ovest dell'entroterra. Basta, è una torre di circa 8 metri di altezza, costruita in pietra, la parte interna è con calce bianca, di formazione tonda, mentre invece le altre torri sono di forma ottagonale. Ecco, per farvi vedere proprio da vicino la torre ci avviciniamo un attimo, così potete vedere che ci si può girare attorno e vi facciamo vedere il tipo di costruzione. Ecco, ci troviamo ai piedi della torre di Prarola. Michelangelo, ci puoi illustrare appunto il tipo di materiale? Il materiale è tutto pietrame locale che si trova qui, praticamente è fatta in circonferenza, usavano un sistema di riempimento a sacco e mettevano del semplice pietrame molto solido e della calce, quindi una struttura molto consistente e molto robusta. Cima alla torre, ecco Michelangelo. E da questa zona qui si è vista proprio Porto Maurizio, non so se la camera riesce a riprenderlo, dove ti dicevo si davano i famosi segnali, facevano segnali di fumo, facevano dei fuochi per segnalare l'arrivo di bastimenti, di navi. Ecco, vediamo adesso se riusciamo a proseguire il percorso e sperando di riuscire a tornare a Porto Maurizio. Eccoci sulla cima della torre e ce l'abbiamo fatta, siamo qui, abbiamo da un versante la bellissima Porto Maurizio con il suo Parasio e da questo lato San Lorenzo al mare. Ecco Michelangelo, spero che tu ci seguirai nei prossimi tour che faremo, perché il prossimo saremo diretti verso San Lorenzo al mare, so che sei impegnato con un tuo progetto in Francia, però speriamo che tu possa accompagnarci anche al prossimo tour che sarà San Lorenzo. Sicuramente sì, speriamo sia meno faticoso di questo, meno pericoloso di questo, più che altro raggiungere la cima di sta torre è stata un pochino un'impresa, comunque con molto piacere ci sarò. Siamo qui, abbiamo incontrato questi due ragazzi, adesso gli chiediamo come si chiamano e perché si trovano oggi qui in questa spiaggia. Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Martina e vengo da Diano Marina. Tu come ti chiami? Manuel e sono qui in Imperia, di questa zona. Ecco, perché da tanto tempo che venite qui o è la prima volta che frequentate questa zona vicino alla Torre di Prarola? Ma io oggi è la prima volta che vengo con lei, altrimenti vengo spesso qui in questa zona perché comunque mi piace, è una zona bella, l'acqua è molto pulita, bella, ancora non è contaminata da rifiuti e altre cose del genere. È un mare abbastanza pescoso qui nella zona, anche perché ho questa passione della pesca, quindi magari alla sera d'estate vengo anche a pescare, quindi è una bella zona. Bene, quindi consigliate questa zona ai turisti? Sì, come ha detto lui, oggi è la prima volta, è molto bello, molto tranquillo e si sta bene.
Bene, allora vi salutiamo, ringraziamo queste persone che abbiamo incontrato oggi, scendiamo adesso e ci dirigiamo di nuovo a Porto Maurizio. Per oggi la nostra avventura è finita, ciao da Emanuela E ciao da Michelangelo, a presto.